Onorevole Mattarella. Sergio Mattarella. 73 anni, siciliano, schiena dritta e poche parole. Sergio Mattarella è il 12° presidente della Repubblica Italiana e ad accogliere la sua nomina è un lungo applauso dell'emiciclo. È l'uomo per bene che Renzi ha voluto a tutti i costi e a Sandrigo, nel suo tour elettorale veneto, una Moretti raggiante accoglie la notizia. Devo dire che il Presidente del Consiglio è stato ancora una volta molto bravo, è riuscito ad intavolare un dialogo con tutti e quindi ad individuare una persona che può essere davvero il garante di tutti gli italiani. Era invece a Roma a votare tra i grandi elettori Luca Zaia, il governatore del Veneto. Con tutta la Lega ha dato il voto al giornalista Feltri e vede in Mattarella un avversario delle autonomie. I padri costituenti prevedevano un'ossatura statale assolutamente e autenticamente federalista. La verità è che fino ad oggi la gestione è stata centralista. C'è il pericolo che il presidente Mattarella confermi questa visione di gestione centralista. Per il terzo candidato alle regionali venete, Jacopo Berti, è vecchia DC. È un nome che, come tanti altri, rientra nel patto del Nazareno. È un esponente, diciamo, della vecchia DC. Certo è che ci auguriamo il meglio, perché sono sempre una persona estremamente ottimista e speriamo che possa cambiare qualcosa in meglio. Se su Mattarella si è ricompattato il centro-sinistra, invece il centrodestra si spacca ulteriormente. Maurizio Sacconi dà le dimissioni da capogruppo dell'NCD al Senato. No pregiudizi su Mattarella, chiarirà su Twitter, ma il cinismo di ridare peso alle sinistre dentro e fuori il PD uccide riforme su lavoro, giustizia, fisco e chiude è la fine di ogni speranza. NCD dunque d'accordo su Mattarella ma fatto a pezzi, così come Forza Italia lo conferma, il secondo grande elettore veneto. Avevo fatto una terna di nomi ancora qualche giorno fa e c'era anche Mattarella, una figura di alto profilo istituzionale, anche chi aveva detto che si asteneva, ma la grande circa metà di Forza Italia l'ha votato. E per Tiozzo, il terzo grande elettore, è stata una grande giornata per il paese. Mattarella, dice, rappresenta integralmente il senso di rispetto della Costituzione e la virtù dell'equilibrio politico. Una figura di alto profilo e garanzia per tutta l'area popolare, come conferma Antonio De Poli, UDC, secondo cui saprà rappresentare l'Italia in maniera autorevole e credibile.